Buon pomeriggio a tutti voi che siete collegati e benvenuti a questo nuovo appuntamento Riqualificare NZEB. Riprendiamo il nostro viaggio sul nostro territorio, viaggio che ci porta oggi a Varese dal geometra Fausto Ossola, che vedete già collegato e che naturalmente saluto. Buon pomeriggio, geometra Ossola. Buon pomeriggio a lei e a tutti i partecipanti. Con il geometra Ossola oggi andremo a vedere tutta una serie di progetti, ma li vedremo, se volete, in un modo diverso da quello che avete visto finora. Finora avete visto dei progetti singoli o al massimo due, insomma, progetti di riqualificazione dove si parlava proprio della riqualificazione architettonica, strutturale, energetica e si entrava, se volete, poco nel merito del cantiere, solo eventualmente con qualche dettaglio. Oggi invece la presentazione del geometra Ossola sarà proprio focalizzata invece sul dettaglio, su come si risolvono determinati problemi, determinate situazioni che si incontrano nel momento in cui si recupera, si risana l'esistente, andando a capire il perché anche bisogna risanare l'esistente. Quindi andremo a fare un vero e proprio viaggio all'interno della pratica della riqualificazione. Prima di lasciare la parola al geometra Ossola, io ricordo naturalmente a tutti voi che siete collegati che avete la possibilità di porgere delle domande al geometra attraverso il menu a tendina e nella particolare sezione domande che trovate alla vostra destra. Sarà mia cura poi girare le domande al geometra Ossola. Quindi dopo questa piccola introduzione, ma che ci permette in pratica di inquadrare l'argomento di oggi, che non sarà solo focalizzato su interventi di Varese, perché se non mi sbaglio, geometra, l'ultimo ci spostiamo di provincia, se non erro, se non ricordo male, però ci fa vedere effettivamente cosa significa recuperare, riqualificare l'esistente dal punto di vista del cantiere. Per cui, geometra, io lascio a lei la parola. Sì, grazie, buon pomeriggio a tutti e benvenuti anche da parte mia a questo nuovo webinar organizzato da Edicom. Il tema di oggi riguarda principalmente la riqualificazione energetica degli edifici esistenti. Mi chiamo Fausto Ossola, sono geometra, responsabile tecnico di una società di costruzioni che opera prevalentemente nell'ambito dell'edilizia residenziale, delle nuove costruzioni e risanamento energetico nella provincia di Varese. Ho iniziato con l'agenzia Casa Clima un percorso formativo nel 2008 di specializzazione alla progettazione e realizzazione di abitazioni a basso consumo energetico. Sono consulente Casa Clima dal 2010 e da qualche anno membro del direttivo Casa Clima Network Lombardia. Riqualificare energeticamente, perché non funziona? Riqualificare energeticamente è una grossa opportunità per tutti e questo lo vediamo nella slide successiva. Dati Istat, censimento del patrimonio edilizio italiano dei periodi passati, a dimostrazione di un patrimonio edilizio obsoleto ed energivoro che ha suggerito ai nostri governanti di legiferare ed incentivare la riqualificazione con nuovi decreti fiscali. Il settore delle costruzioni, come già sapete, è il più grande consumatore di energia e di materie prime al mondo ed il più grande produttore di emissioni. Come ho detto all'inizio della mia presentazione, ho iniziato nel 2008 un percorso formativo di specializzazione alla progettazione e realizzazione di abitazioni a basso consumo energetico. Specializzazione che mi ha suggerito di applicare nuove tecnologie e criteri di posa in opera corretti per l'isolamento termico di edifici. E come spesso accade quando si parla di nuove tecnologie, anche nel caso delle abitazioni a basso consumo, il problema coincide con un'opportunità. Imparare a progettarle e realizzarle significa aprirsi nuove possibilità di lavoro e diventare più competitivi. Risanamento energetico significa non solo migliorare termicamente tutte le superfici dell'involucro, è importante che gli interventi e i materiali siano duraturi, garantire la salubrità e comfort degli ambienti interni, garantire la tenuta all'aria
migliorare l'impianto di climatizzazione, possibilmente integrare con fonti energetici rinnovabili, è consigliabile la VMC. Ho scelto per la mia presentazione alcune soluzioni con tipologie costruttive e materiali differenti che abbiamo applicato con la mia impresa in alcuni cantieri nella nostra provincia negli ultimi 4-5 anni. La scelta dei materiali è sempre stata condivisa con il progettista e con il benestare del portafoglio del committente. In alcuni interventi sono stati utilizzati prodotti naturali, in altri isolanti di origine sintetica. Il mio obiettivo è quello di condividere la mia esperienza confrontandomi con voi. Non sono un docente e non ho neanche la presunzione di esserlo, per questo vi invito a pormi qualsiasi domanda, perché ritengo che ognuno di voi con la propria esperienza e la propria formazione può dare suggerimenti utili. Il primo intervento che vi presento è stato realizzato a Varese, sede degli uffici dell'architetto Conti e ingegner Bombelli, ed è stata la prima certificazione rilasciata in provincia di Varese secondo il protocollo Casa Clima R per singola unità immobiliare. L'idea progettuale iniziale dei committenti è stata quella di intervenire sull'involucro esterno con un sistema di isolamento termico a cappotto. Come spesso accade nell'ambito degli edifici plurifamiliari, è difficile trovare un accordo economico tra i tecnici, l'amministratore e i vari condomini per intervenire nel risanamento generale del condominio. Bocciata quindi la proposta di applicare un cappotto esterno, utile non solo per isolare termicamente le pareti esterne migliorando la trasmittanza, ma correttivo nella risoluzione dei ponti termici, ai nostri committenti rimaneva come unica soluzione la scelta di intervenire internamente nella propria unità immobiliare. La soluzione progettuale adottata fu di scegliere un sistema costruttivo di isolamento termico completamente a secco, previa sostituzione dei serramenti esterni. Rimanevano ovviamente da risolvere tutte le problematiche legate ai ponti termici. In questi casi siamo intervenuti con soluzioni non risolutive al 100% ma correttive, al fine di recuperare qualche grado nelle temperature superficiali interne dell'involucro, necessarie a evitare problematiche legate all'insorgere di condense e muffe. Il primo intervento correttivo ha riguardato il taglio della pavimentazione perimetrale interna fino alla soletta sottostante. L'inserimento di un isolante in polistirene estruso ci consente di recuperare qualche grado di temperatura nel nodo critico parete, solaio, pavimento. In altri interventi abbiamo invece utilizzato come materiale isolante del granulato di sughero. Vi sconsiglio di utilizzare il macinato di polistirolo perché essendo molto leggero basta un minimo di corrente d'aria per disperdersi sul pavimento. Il secondo intervento correttivo ha riguardato il taglio delle tremezzature, raccordo tavolati interni con le murature perimetrali. Soluzione che ci permette di isolare l'involucro interno senza interruzioni. Nel caso invece di murature di spina portanti anziché tavolati, come in questo progetto, che ovviamente non possono essere tagliate, avremmo dovuto risvoltare l'isolante termico sui due lati per almeno 60 cm. Proseguiamo con la prima fase di isolamento interno, posa secco di un pannello in fibra di legno di 8 cm, isolamento che da una verifica dinamica dovrebbe essere protetto da un freno a vapore per evitare percentuali alte di umidità all'interno del materiale isolante che potrebbero compromettere la qualità e la durabilità del sistema. Per questo motivo sono stati applicati preventivamente dei nastri intorno al perimetro della finestra, nastri che avendo due parti adesive separate, la prima applicata al telaio e la seconda per fissare in seguito il telo freno vapore. La stessa tipologia di nastro è stata utilizzata, come vedremo dopo, anche nella sigillatura degli angoli. Come ho indicato nella slide, considerare solo il serramento in un recupero energetico senza intervenire sull'involucro completo può creare problemi. Con i vecchi serramenti le temperature superficiali erano talmente basse
che già con valori di umidità relativa contenuti il vapore acqueo condensava e la signora Maria apriva le finestre. Con i nuovi serramenti dotati di vetri con basso emissivo, con gas argono all'interno, i valori di trasmittanza si riducono notevolmente e difficilmente si forma condensa sul vetro e il rischio è che l'utente non apre mai le finestre. Con i nuovi serramenti il punto debole non è più il serramento, ma la parete, se non isolata termicamente. Per questo motivo è facile che si possano creare problemi, in particolare intorno al perimetro nodo parete serramento, con il rischio di formazioni di condensa e muffa. Completata la posa a secco del pannello in fibra di legno, dobbiamo chiudere il pacchetto isolante con il telo freno vapore. Per questo tipo di applicazione si utilizzano dei nastri specifici biadesivi e con l'aiuto di un rullino garantiamo una buona adesione del nastro sul supporto. Poi, altro dato da non trascurare è la nastratura di tutte le tubazioni, tutti gli impianti che attraversano il materiale isolante e la parete. Vediamo a destra la tipologia di nastro che ci aiuta molto a sigillare gli angoli con le due parti adesive. Chiusura di tutto il pacchetto con sigillatura del telo intorno ai telai dei serramenti. Poi è stata applicata e realizzata una parete a secco con una struttura metallica. All'interno di questa parete, oltre che essere utile per il passaggio degli impianti, le scatolette della corrente, è stato posato un secondo pannello in fibra di legno di spessore di 4 cm. E poi alla fine chiusura della parete, completamento del controtavolato con posa di lastre in cartongesso. È stato installato un impianto di ventilazione meccanica controllata sfruttando la zona centrale del disimpegno e tutte le distribuzioni sono state fatte nel controsoffitto. Esempio di sigillatura delle nastrature che attraversano la parete e il materiale isolante, prima nastratura per garantire la tenuta all'aria tra la tubazione e la parete, posa del materiale isolante, posa del telo freno vapore e nastratura del telo freno vapore intorno alla tubazione. Altro nodo critico, che ovviamente se non faccio un sistema a cappotto esterno non lo risolvo, è il nodo parete solaio soffitto. In questo caso siamo sempre intervenuti con un sistema secco, è stato posato un pannello in fibra di legno di 5 cm su tutto il perimetro confinante con la parete esterna. È un sistema anche questo correttivo che ci permette di recuperare qualche grado per evitare problematiche legate all'insorgere appunto di muffe e condense. Poi ovviamente entra in gioco anche il ruolo del progettista e dell'architetto, perché questa è la soluzione che mi risolve il problema dal punto di vista energetico, poi ognuno può giocare con qualsiasi tipo di sagoma, di progetto per giustificare quel tipo di intervento. La modellatura. Test di tenuta all'aria, obbligatorio per la certificazione Casa Clima. Progetto di tenuta all'aria lo richiede la normativa. Per quanto riguarda la certificazione nazionale e regionale non è richiesto il test di prova. Tutti gli edifici residenziali dovrebbero superare questo test. Penso che tutti sappiano come funziona, si mette in pressione e depressione l'involucro a incrementi di 10 pascal fino ad arrivare a una differenza di pressione costante tra esterno e interno di 50 pascal. A 50 pascal si effettuano le misurazioni e il valore 50 pascal si indica quante volte viene ricambiato l'intero volume d'aria nell'appartamento nell'arco di un'ora attraverso le fughe dell'involucro edilizio. Secondo intervento, un edificio epoca di costruzione fine anni 50. Anche in questo caso il committente e il progettista sono la stessa persona. Le immagini non sono belle, ma queste purtroppo sono le problematiche che possiamo riscontrare in edifici di quel periodo. Vediamo che abbiamo sondato le murature per capire come mai sul perimetro tra parete e soffitto c'erano delle macchie scure. Immaginavamo appunto che dipendesse dalla struttura in cemento armato, infatti c'era una trave ribassata. Qui non si capiva come mai c'era una macchia nera su questa parete e abbiamo visto che la controparete era attraversata da un pluviale
situazioni di pareti non isolate e scarsa ventilazione dei locali che ovviamente determinano queste problematiche. E la scelta progettuale iniziale del committente è stata quella di adottare la tecnica di insufflaggio con materiale isolante all'interno della camera d'aria. Tecnica poi accantonata perché ci avrebbe creato più problemi visto le strutture in cemento armato. Travi e pilastri non coibentati avrebbero accentuato il problema dei ponti termici. Quindi anche qui si è deciso di intervenire internamente con un pacchetto di isolante. Prima si è isolato tutte le strutture in cemento armato con dei pannelli in EPS. Sono stati sostituiti i cassonetti degli avvolgibili con nuovi cassonetti coibentati e poi si sono ricostruite tutte le spallette interne, avendo demolito tutti i controtavati interni, con nuovi blocchi in cemento cellulare. Abbiamo applicato i nuovi falsi telai contro la spalletta esterna, installando preventivamente dei nastri termoespandenti per la tenuta all'aria. Tutti i davanzali sono stati tagliati per evitare il taglio termico della pietra e poi all'interno dei falsi telai sono stati montati dei nastri di tenuta all'aria permeabili al vapore. Esistono sul mercato diverse tipologie di nastri, questi sono nastri intonacabili perché poi le pareti interne avevano una finitura a gesso. Isolamento interno, come richiesto dal committente, in pannelli in lana di roccia spessore 14 cm e poi chiusura di tutto il pacchetto con un telo freno vapore. Vedete che ci sono delle tubazioni passanti, anche queste tutte sigillate. Una cosa che consiglio sempre quando si realizza sia un isolamento dall'interno anche dall'esterno, è importante una riunione con committente, progettisti e impiantisti per definire tutto quello che attraversa il materiale isolante, per evitare che dopo, una volta tutto finito, decidono qui devono mettere l'antifurto, qui devo mettere la videosorveglianza, per cui è importante definire tutti i punti prese, punti luce, in modo di non toccare più il pacchetto isolante. Problema che però non è stato risolto, dove vediamo quel punto di domanda, tubazione pluviale di scarico, che ovviamente attraversa la camera d'aria ed è sempre un punto critico perché mi porta aria fredda all'interno. Abbiamo prima isolato questo tubo con materiale leggero e poi, avendo poco spessore a disposizione, abbiamo chiuso questo cassonetto utilizzando un pannello di cartongesso preaccoppiato con l'aerogel. È un materiale che ha un lambda di 0,015, per cui molto performante, è un materiale molto costoso e quindi si utilizza per piccole superfici come in questo caso. Anche in questo cantiere è stato corretto il ponte termico tra parete e soffitto, in questo caso con un pannello in EPS continuo, senza interruzioni, anche dove ci sono gli attraversamenti dei tavolati. Stesso trattamento per quanto riguarda le tubazioni passanti, con nastrature corrette per garantire la tenuta all'aria di tutti gli impianti che attraversano l'isolante e la parete. E poi all'interno è stata ricostruita la controparete utilizzando dei blocchi in cemento cellulare, per cui alla fine abbiamo ottenuto un valore di trasmittanza molto basso, considerando i 14 cm di lana di roccia e la controparete in blocco cellulare. Le soglie invece sono state completamente rimosse, dato che i balconi erano interessati alla ristrutturazione, per cui andavano ripenalizzati e ripiastrellati, per cui in questo caso la soglia è stata completamente rimossa. Il falso telaio ha sul quarto lato inferiore questo elemento che costituisce un taglio termico. Per lo spessore che avevamo a disposizione abbiamo isolato anche sotto la soglia con dei pannelli in XPS di circa 2 cm, per correggere al meglio questo nodo costruttivo. All'interno, visto che si parla di ristrutturazione totale, avendo rimosso i pavimenti e il sottofondo, anziché come nel primo cantiere che abbiamo realizzato questo taglio, questo scasso per inserire l'isolante, in questo caso è stato posato un pannello di isolante su tutto il perimetro confinante con la parete esterna. Ovviamente per lo spessore che abbiamo a disposizione, perché purtroppo, come sapete anche voi, quando si demoliscono
pavimenti e sottofonti di edifici costruiti negli anni 50-60, cara grazia se abbiamo 10 centimetri. E poi è stato posato il materassino anticalpestio per il rumore. Installazione anche in questo caso di un impianto di ventilazione meccanica nel controsoffitto, e a destra vedete la scelta architettonica diversa per giustificare l'intervento di correzione del ponte termico. In questo caso è stato fatto un ribassamento maggiore e si è deciso di inserire dei faretti. Finora abbiamo parlato di soluzioni passive per la correzione dei ponti termici. Esistono purtroppo in alcune situazioni dove abbiamo edifici tutelati con affreschi, facciate tutelate, non sempre è possibile intervenire con soluzioni passive. In questo Geometra, caso, posso interromperla un istante prima di affrontare questo argomento sulla protezione attiva dei ponti termici? Mi è stato fatto notare, effettivamente l'avevo visto anch'io, che nel riempimento tra i telai e le spallette, nei due casi che lei ha fatto vedere, sia quello degli uffici che anche in questo, il riempimento è stato fatto con del materiale, se non erro, prima con la canapa, e in questo esatto, caso qua si vedeva prima una foto con le è una schiuma a bassa espansione, la stessa schiuma che usano i seramentisti. Ok, perfetto. Era questa, volevano capire effettivamente la tipologia di materiale perché non si capiva bene, solo questo. Ecco, la ringrazio. Ho preferito interromperla adesso prima di affrontare questo argomento. Sì, nel sistema secco si è usato appunto la canapa, proprio per dare continuità all'isolamento termico tra il telaio e il resto della parete. Nel secondo caso si è utilizzato una schiuma poliuretanica a bassa espansione, che è la schiuma che usano normalmente i seramentisti. Okay. Edificio tutelato, in questo caso sono stati inseriti dei cavi scaldanti, ovviamente installati dal restauratore, in questo caso sotto l'affresco, questo non solo per correggere il ponte termico, ma anche per garantire la durabilità dell'affresco, per evitare il degrado. Soluzione che ci sono diverse tipologie, in questo caso vediamo un altro esempio. Abbiamo solo l'affresco soffitto, in questo caso è stata realizzata una controparete e in alto è stato posizionato il cavo scaldante. Ovviamente in ogni caso è sempre prevista la sonda di temperatura superficiale, normalmente a 17-18 gradi, quando raggiunge una temperatura intorno a 17-18 gradi si attiva. È un sistema che ovviamente può essere preso in considerazione solo dopo che è stata dimostrata l'impossibilità di risolvere il ponte termico con sistemi di tipo passivo, o come abbiamo visto adesso nel caso di edifici storici tutelati. Il cavo può essere un sistema di tipo elettrico-termico, deve essere indipendente dal resto dell'impianto, questo secondo la direttiva Casa Clima comunque ha un buon senso. Il circuito deve essere contabilizzato mediante un contatore elettrico o un contatore idrometrico e con sistema di registrazione di ore di funzionamento. Ci deve essere sempre un sensore di temperatura superficiale per la regolazione dell'accensione e dello spegnimento. È interessante vedere questo caso studio, sempre fonte Casa Clima, un intervento fatto a Bolzano, un balcone in cemento armato. Nell'impossibilità di risolvere il problema è stato posato questi 8 metri di cavo scaldante. Il consumo nel periodo peggiore, dal 14 gennaio al 5 marzo, si sono consumati 21,30 kWh, con un consumo medio mensile di 15 kWh, costo totale sul periodo di 4,70 € e abbiamo un costo medio stimato di circa 3,3 euro medio mensile. Ovviamente rappresenta un buon compromesso nell'impossibilità tecnica di intervenire diversamente. Tecnica di insufflaggio che in qualche cantiere non interessato a una ristrutturazione generale l'abbiamo adottato. Vengono fatti dei fori a distanza di circa 80 cm. Anche in questo caso edificio di circa anni 70 con strutture in cemento armato. I fori sono stati realizzati appena al di sotto della trave ribassata.
Però comunque abbiamo voluto lo stesso correggere questo ponte termico montando prima un pannello isolante sulla parte orizzontale e successivamente il pannello sulla parte verticale che andava a coprirmi completamente tutta la trave. Ponte termico corretto, ovviamente dove ci sono i pilastri non si è potuto fare niente. Anche in questo cantiere sono stati sostituiti tutti i serramenti con cassonetti coibentati. Questo terzo intervento un po' più complesso, anche questo certificato secondo il protocollo Casa Clima R, epoca di costruzione fine anni 70, è un'abitazione bifamiliare di circa 450 metri quadrati. Chiedo spesso ai clienti, prima di un intervento di risanamento energetico, di consultare insieme le bollette energetiche, le bollette dei consumi degli anni precedenti. Qui abbiamo riscontrato che un inverno particolarmente freddo, in tutto l'anno sono arrivati a spendere circa 13.000 euro. Una cifra importante dovuta al fatto anche che la zona non è servita da gas metano e quindi questi bruciavano gasolio. Comunque un costo folle. E questa è la situazione che abbiamo riscontrato, per cui pareti esistenti con blocco svizzero di 30 cm, pareti con controparete interna con dei pannelli di lana di roccia e pareti non strutturali con triplo tavolato e doppia camera d'aria. In questo caso cambiamo un'altra volta il sistema, abbiamo applicato un cappotto esterno, visto che comunque le decisioni erano di un unico proprietario. Cappotto esterno, il nuovo serramento è stato spostato tutto all'esterno nel punto caldo a ridosso del cappotto, come vediamo meglio nella sezione orizzontale. Questa soluzione, oltre che essere corretta, ci ha fatto comodo anche per quanto riguarda il cantiere, perché siamo riusciti a mantenere per un certo periodo i serramenti esistenti posati al centro della spalletta. Come ho detto prima, era una bifamiliare e nella parte seminterrata abitava una persona, una signora che per un lungo periodo durante i lavori ha continuato a abitare la casa. Si è trasferita soltanto nel periodo invernale, però la casa è rimasta arredata con tutti i mobili interni e quindi non si poteva certo pensare di aprire tutto, spaccare e rifare tutti i muri. E quindi siamo riusciti, poi lo vedremo anche nelle altre foto, a montare i nuovi falsi telai, completare il cappotto e mantenere il serramento esistente nella posizione originale. Per quanto riguarda i solai, situazioni differenziate, ovviamente come capita spesso nelle ristrutturazioni bisogna accettare anche dei compromessi. Per quanto riguarda il solaio disperdente sulla cantina non riscaldata si è risolto facilmente isolando l'intradosso della soletta con un pannello in EPS di 10 cm. L'ultimo solaio sottotetto agibile, non abitabile, che non era nemmeno sfruttato dai committenti dal momento che comunque c'era una botola veramente poco agibile e poco accessibile. Si è isolato la parte dell'estradosso con un materassino in lana di vetro da 20 cm. Terza situazione, vespaio areato accessibile, non proprio comodo, comunque siamo riusciti a schiumare tutto il vespaio nella parte dell'intradosso con 6 cm di schiuma di poliuretano. E ultima situazione, solaio vespaio non isolato su ghiaia dove non si è fatto niente perché gli interventi devono essere sostenibili anche da un punto di vista economico. Non era giustificato intervenire con una demolizione totale per abbassare i piani e isolare, dal momento che comunque si parlava di una superficie minima interessata solo al locale tecnico, alla lavanderia e un bagno di servizio. Ovviamente si è tenuto conto nel calcolo energetico di questo solaio più energivoro. Vediamo alle applicazioni diciamo preliminari prima della posa del cappotto, posa di un falso telaio. Col nostro serramentista studiamo spesso in base alla nostra stratigrafia lo spessore del cappotto, si usa il falso telaio ad hoc in modo che riusciamo a compensare la differenza di spessore del cappotto e raccordarlo in maniera corretta.
Ecco, in questa foto si vede a destra, come si vede bene, il vecchio serramento montato ancora in mazzetta all'interno, e noi abbiamo posato il nuovo falsotelaio all'esterno, per cui si è potuto lavorare con continuità, lasciando l'ambiente quasi in situazioni più abitabili. Ecco. Falsotelaio già predisposto per il montaggio del frangisole. E poi per quanto riguarda tutte le opere preliminari, tutti i parapetti in ferro sono stati tagliati e modificati dal fabbro in base al disegno per dare continuità al cappotto senza interruzioni. I porticati pavimentati col serizzo, l'ultima fila a ridosso della casa è stata tagliata in modo che il cappotto potesse scendere almeno fino all'estradosso della soletta. Per quanto riguarda le falde più basse, da noi spesso negli anni 60-70 si realizzavano i tetti con il sistema dei muricci e dei tavelloni. In questo caso, visto che questi muricci e tavelloni non erano legati alla muratura, siamo riusciti a tagliarli per dare anche in questo caso la continuità al cappotto. Parapetti in muratura tutti tagliati per risvoltare il cappotto in maniera corretta, e qui vediamo il cappotto in corrispondenza delle falde di tetto più basse che sono state tagliate, per cui cappotto continuo senza interruzioni. Posa del cappotto, vabbè, il primo elemento è sempre quello idoneo alla zoccolatura, che non assorbe l'umidità, e questa è la verifica che è stata richiesta agli elementi finiti dall'agenzia nella situazione più critica. Abbiamo visto nell'esempio di prima il pavimento che è stato tagliato e il cappotto che scendeva fino alla soletta. Su altri due lati della casa c'era una pavimentazione in porfido, non abbiamo voluto tagliare la pavimentazione in porfido perché questi cubetti qui, quando ne muovi uno, poi si muovono tutti. Però abbiamo visto dalla verifica che probabilmente grazie alla camera d'aria, all'isolamento interno, all'isolamento dell'estraverso soletta, siamo riusciti a ottenere una temperatura superficiale interna assolutamente buona. Qui vediamo un'altra situazione, vedete che ci sono delle gronde in cemento armato, il tetto non era soggetto a ristrutturazione in quanto era a buone condizioni, e quindi questi soletti in cemento armato non sono state coibentate. Poi vediamo la verifica nella slide successiva. Nel cappotto sono stati inseriti in corrispondenza dei punti di fissaggio del parapetto questi elementi idonei per garantire il fissaggio corretto, e questa è la verifica che parlavo prima. In corrispondenza della finestra 14, che aveva un'altezza minima minore rispetto alle altre, è stata fatta questa verifica e ampiamente comunque soddisfatta. Qui vediamo come il raccordo corretto del cappotto con i falsi telai. Forse non l'ho detto prima, questi falsi telai sono realizzati in Purenit, che è un materiale rigido, strutturale e un ottimo isolante. Per quanto riguarda i balconi, sono stati isolati all'intradosso con un pannello di 6 cm in EPS, anche questo arricchito di grafite. Nella parte superiore con un pannello in polistirene estruso, anche questo di spessore variabili dai 3 ai 4 cm a secondo di quello che avevamo a disposizione. E qui vediamo la stratigrafia finale con il mastetto, l'isolante in IPS, il balcone in cemento armato e l'isolante all'intradosso in EPS. Soluzione che dal punto di vista termico è corretta. Dal punto di vista costruttivo può dare qualche problema. Abbiamo 4 materiali differenti con dilatazioni termiche diverse, e il rischio che dopo qualche mese effetto ragnatela, fessurazioni che ovviamente poi non creano il degrado e un effetto antiestetico. Siamo intervenuti applicando all'esterno un pannello termico in aerogel specifico per il sistema cappotto. Prima abbiamo visto l'aerogel abbinato al cartongesso per l'interno. In questo caso questo pannello all'esterno ha un materiale, una retina
che costituisce un buon supporto per la rasatura del cappotto. Avremmo potuto usare anche un pannello a secco per esterni, però visto che comunque il balcone su alcuni lati confinava con la parete perimetrale, quindi poteva costituire un piccolo ponte termico, abbiamo preferito usare l'aerogel perché oltre che aver uniformato la superficie e utilizzato un prodotto unico, l'abbiamo comunque anche minimamente coibentata. Verifica di questo nodo con temperature superficiali che nel punto peggiore sono di 14 gradi. La direttiva Casa Clima, che comunque si basa su basi scientifiche, chiede che le temperature superficiali interne non dovrebbero scendere sotto i 17 gradi in assenza di ventilazione meccanica controllata. Se l'edificio è predisposto, viene installata la ventilazione meccanica controllata e in ambito di risanamento la consiglio sempre, questa temperatura può scendere anche a 12,6 gradi perché non si creano assolutamente problemi. Aerogel che è servito anche per risolvere qualche altro problemino. Noi abbiamo realizzato un cappotto da 22 cm, però costruzione tipica della nostra parte degli anni 70, si divertivano a mettere queste colonnine in sasso, belle finché vuoi, colonnine in sasso che sono strutturali e quindi non possono essere spostate. E quindi qui abbiamo isolato questa parte di parete con sempre dei pannellini aerogel. Per guadagnare qualche centimetro in più di spessore abbiamo tolto l'intonaco, siamo arrivati al grezzo e abbiamo posato 3 pannelli di aerogel da 1 centimetro. Vi ricordo che il costo di questo materiale supera le 60 euro al metro quadrato per centimetro, per cui vengono utilizzate solo per applicazioni minime. Lato interno del fassotelaio, posa di nastro con freno vapore e retina sotto intonaco. In questo caso la parete andava intonacata e quindi per questo tipo di applicazione, anche in questo caso c'è il prodotto specifico. Taglio termico tra davanzale e pietromuratura realizzato con questi supporti in Purenit più sughero sottostante. Isolamento termico del cassonetto frangisole con circa 8 cm e qui spiego un attimino il motivo per cui spesso, anzi negli ultimi cantieri, ho sempre fatto cappotti non inferiori ai 22 cm. Se l'edificio era predisposto per avvolgibili frangisole, dovendo montare un cassonetto e dovendo applicare un materiale isolante all'esterno per il discorso di prima che devo uniformare le pareti, alla fine non mi avanza molto. Per cui con 22 cm riesco a isolare bene anche le pareti più penalizzate dell'edificio, che normalmente sono dove ci sono i cassonetti degli avvolgibili. Poi posa della pietra utilizzando una malta bicomponente impermeabile, sempre su questi supporti in Purenit. E qui vediamo il raccordo continuo senza interruzione di materiale isolante sotto il davanzale e sotto la soglia. Nastratura all'interno con rasatura sotto intonaco delle retine per garantire la tenuta all'aria, importante che venga fatta non solo sui 3 lati ma anche sul quarto lato inferiore. E poi vabbè, posa del serramento previe applicazioni dei nastri termoespandenti. E qui vediamo la tipologia dei serramenti che sono stati utilizzati, che è quella tutto vetro. Nel caso della finestra vediamo il cristallo completo, per cui non vediamo il telaio, e questo può essere un vantaggio anche per la manutenzione. Mentre nelle porte finestre abbiamo questo elemento centrale che può essere finito come la muratura oppure rivestito con l'alluminio. Allora, mentre beve, geometra, volevo solo fare una comunicazione alle persone che sono collegate, nel senso che sono arrivate un paio di domande, ma sono molto specifiche e riguardano proprio dei casi specifici dei nostri partecipanti, per cui non sto ignorando, ma le farei alla fine. Ecco, solo questo.
Altro esempio di applicazione per risolvere qualche problemino, in questo caso si è usato un pannello, sempre nello stesso cantiere, un pannello isolante preaccoppiato al cartongesso. Le foto non sono molto belle. All'esterno, qui a destra, vedete che c'è un muro in pietra. I parapetti dei balconi li abbiamo tagliati, però è impensabile tagliare un muro in sasso per dare continuità al cappotto. Per cui, in corrispondenza di questa parete, per evitare qualche problemino, abbiamo utilizzato questo pannello di isolante preaccoppiato al cartongesso. Non era il caso di utilizzare un pannello in aerogel perché non avevamo problemi di spessore. Test di tenuta all'aria obbligatorio per la certificazione Casa Clima, e poi vabbè, test superato con rilascio della targhetta. Ecco, qua si vede il muro in pietra che finisce a ridosso della costruzione. Ultimo intervento, l'ho seguito come consulente, è una certificazione Casa Clima recente di inizio di quest'anno, edificio abbastanza complesso per quanto riguarda lo studio del calcolo, perché se vedete tutti questi poligoni rappresentano tutte queste miriadi di stratigrafie. Non mi soffermo su queste stratigrafie perché non voglio essere ripetitivo, perché bene o male parliamo delle stesse cose. Però normalmente nei convegni si descrivono sempre le soluzioni belle, correttive e nessuno parla mai degli errori. In questo caso può essere anche utile segnalare anche qualche criticità. Ad esempio, in questo caso sono stati utilizzati dei pannelli in lana di legno per realizzare questi cassonetti dove all'interno passavano le tubazioni che uscivano sul tetto, e durante la prova, il test di tenuta all'aria e la termografia abbiamo visto che c'erano un po' di problemini, c'erano dei forti passaggi d'aria con temperature molto basse. Problema che poi è stato risolto perché bastava rasare con del rasante del cappotto questi materiali. Però abbiamo riscontrato queste problematiche e lo vediamo anche dai test di tenuta all'aria che sono stati fatti negli appartamenti sottostanti, dove abbiamo ottenuto un valore molto buono di 1,64. Ripeto, stiamo parlando di un edificio in risanamento energetico, non stiamo parlando di case passive. Mentre le unità immobiliari confinanti del sottotetto hanno ottenuto valori purtroppo rientravano ugualmente nella normativa perché era sufficiente stare sotto i 3. Comunque c'era una forte differenza dovuto appunto a questo problema di utilizzare questi pannelli in lana di legno. Con i cantieri ho finito. Volevo fare una parentesi, se non ci sono domande, per quanto riguarda i serramenti. Allora, io le farei un paio di domande, già che ci siamo, così chiudiamo un po' la parte dei casi studio. Abbiamo visto che in alcune riqualificazioni che lei ha fatto vedere si sono usati, nel caso appunto di isolamento dall'interno, sempre dei sistemi a secco. Secondo lei sono preferibili oppure si possono utilizzare anche altre tipologie? Penso ad esempio a un idrato di silicato di calcio, magari, che può essere utilizzato come isolamento. Logico, gli spessori sono sicuramente diversi, però visto che ha fatto vedere appunto dei risanamenti, dei recuperi con sistemi a secco, cosa è preferibile? Diciamo così, se possiamo dare una risposta naturalmente a questa domanda. Nel secondo cantiere la controparete era stata già realizzata con un tavolato in calcestruzzo cellulare, non era proprio completamente a secco. Una parte sul silicato idrati di calcio l'avevo messa anch'io alla fine. Sì, allora è molto comodo perché i vantaggi sono molto più... è un materiale molto più semplice, per cui non devo mettere il freno a vapore, non mi devo curare di nastri, essendo altamente igroscopico e quindi permeabile al vapore, ci dà una grossa mano. È chiaro che ha un lambda, spero di non dire una stupidata che non me lo ricordo bene, di 0,014, circa, forse un po' meno, circa come il legno. E quindi se voglio raggiungere dei valori di trasmittanza termica più bassi, devo usare materiali con un lambda migliore.
e quindi dipende un attimino dall'obiettivo che si vuole raggiungere e comunque dai costi che si vogliono comunque sostenere e anche dalla manualità di chi poi va a fare il lavoro. Dipende un po' da tanti fattori. Ok, una domanda invece, come le dicevo, un po' specifica che riguarda anche un caso specifico. Uno dei partecipanti chiede anche un suo parere in un certo senso. Ci dice che si tratta di una casa unifamiliare a un piano che ha più di 100 anni, che ha dei muri portanti perimetrali in pietra a sacco di fortissimo spessore, si parla di 55 centimetri, e dice come può essere coibentata senza maggiorare gli spessori della muratura visto che sono alti. Può essere sufficiente, soprattutto che in questo contesto climatico, nel contesto climatico dove si trova questo edificio, è più importante raffrescare che riscaldare, coibentare solo pavimento e tetto in legno? Poi c'è una domanda, cioè che chiedono anche se forse non è da ritenere che i valori correnti delle trasmittanze che sono attribuite alle pareti in pietra di grande spessore sono forse troppo penalizzanti. Lei cosa ne pensa? Sarebbe Allora, sufficiente oppure bisogna fare qualcosa in più? murature in pietra è più importante riscaldare che raffrescare, perché sono pareti che hanno comunque una massa termica importante e normalmente negli edifici vecchi d'estate si sta abbastanza bene. Però dal punto di vista invernale non funziona molto bene, perché comunque è tutta pietra e sappiamo benissimo qual è il lambda di questi materiali e i valori di trasmittanza termica sono veramente, veramente alti. Può essere una soluzione anche quella del silicato di calcio, perché comunque è un materiale altamente igroscopico e dal punto di vista fisico non ci sono comportamenti sconvolgenti per la parete. Altrimenti ci sono una serie di prodotti naturali che possono essere utilizzati. Ok. Va visto caso per caso, ecco. Certo, certo, questa è una domanda abbastanza specifica, per cui ho voluto fargliela in questo momento, insomma, che prima di iniziare a parlare della riqualificazione del nodo finestra. Dopo ne ho un'altra sui materiali, ma questa la teniamo alla fine, che mi sembra un pochino più generale, quindi magari ne riparliamo anche dopo aver visto la riqualificazione del nodo finestra. Prego, geometra. Grazie. Niente, freschi di approvazione o quasi, perché ancora non ho capito, del nuovo decreto fiscale del 110%, che spero rappresenti non solo una spinta economica del settore, ma anche una reale e seria riqualificazione del patrimonio edilizio esistente del nostro Paese. Il salto richiesto delle due classi energetiche deve essere raggiunto con professionalità su basi tecniche e scientifiche e non solo con l'algoritmo di calcolo come avviene per la certificazione regionale o nazionale, altrimenti avremo sperperato milioni di euro inutilmente lasciando un altro grosso debito alle nuove generazioni. L'isolamento termico a cappotto e sostituzione dei serramenti penso che saranno tra le scelte maggiormente adottate per quanto riguarda il miglioramento energetico dell'involucro edilizio. Mi soffermo però in particolare sulla riqualificazione del nodo finestra perché ritengo, per quello che ho visto negli ultimi anni, sia quello più a rischio criticità. Quello che vi presento è uno studio nato dalla necessità di fornire risposte chiare supportate da basi scientifiche. L'indagine, che è sempre fonte Casaclima, riassume i risultati di un ampio studio che gli autori hanno condotto negli ultimi anni a seguito delle numerose controversie nelle quali i consulenti tecnici sono stati chiamati ad esprimere il loro parere in merito a problematiche relative alla sostituzione dei serramenti. Spero che questa indagine sia utile particolarmente per fornire le corrette indicazioni ai tecnici in cantiere. In sintesi sono state analizzate con un software agli elementi finiti 3 tipologie di intervento, le prime 2 parziali e l'ultima completa. Cioè è stato preso in esame appunto un edificio degli anni 70 con struttura in cemento armato e laterocemento, pareti di tamponamento in laterizio spessore 30, intonaco esterno e interno da 1,5 cm, finestra in legno posata al centro della parete,
cassonetto trucciolare di 1 centimetro con ispezione frontale, non c'è connessione tra il telaio e il cassonetto perché non c'è isolamento, il serramento con vetrocamera normale, cioè non basso emissivo, un 412-4 con canalino d'alluminio, con un UG di 2,9, ovviamente un bel davanzale in pietra passante come si faceva nelle epoche passate, e in questo caso la verifica dell'andamento dell'isoterme ha evidenziato nei punti maggiormente critici questi valori di temperatura superficiale, tutti valori decisamente bassi che indicano una forte dispersione del calore. Quasi tutti i valori sono inferiori a 12 gradi e mezzo, considerando il valore limite al di sotto del quale potrebbero formarsi problemini con muffe e condense. Come prima ipotesi di intervento è quella che probabilmente va per la maggiore, la signora Maria telefona, chiama e si fa sostituire la finestra. Per cui nuova finestra da 68 mm con un vetrocamera con basso emissivo, per cui già performante, 415-4 con gas argon e canalino a bordo caldo. Non si è intervenuti sul davanzale e sul cassonetto. Tra il vecchio cassonetto e il nuovo serramento è stato interposto un nastro espansivo e un MS polimero tra il telaio e il davanzale. Non sono state effettuate sigillature lunghi montanti e vediamo un po' cosa succede. La verifica dell'andamento delle nuove isoterme ha evidenziato i seguenti valori di temperatura superficiale. L'unico miglioramento che otteniamo è quello del vetro, da 12,6 a 17,1. Nessun vantaggio nel cassonetto, leggeri rialzamenti di temperatura solo nell'attacco tra serramento e cassonetto perché è stato usato un nastro, e nessun miglioramento, diciamo, specifico. Vediamo per cui alla fine, sostituendo solo la finestra, non otteniamo di certo una riqualificazione del foro finestra. Come seconda ipotesi di intervento si è sostituita la finestra, si è applicato un rivestimento nelle due facciate esterne del cassonetto, uno con un pannello intrucciolare di 10 mm e un retrostante pannello in materiale isolante con un lambda di 0,04. La finestra e il nodo inferiore sono i medesimi del punto precedente. Vediamo cosa è cambiato. La verifica ha praticamente evidenziato dei piccoli miglioramenti in corrispondenza dell'attacco del nodo serramento superiore col cassonetto e del cassonetto col serramento. È una soluzione sicuramente migliorativa, ma non ha risolto completamente il problema. Il valore di temperatura superficiale in corrispondenza dell'attacco cassonetto col solaio è comunque ancora troppo basso. Vediamo la terza ipotesi, che è la riqualificazione totale. Oltre alla sostituzione della finestra intervengo in maniera un po' più importante e decisa con il cassonetto, per cui applico un pannello di 20 mm nella parte inferiore della cavità del cassonetto, applicazione di un pannello flessibile autoportante e termoriflettente da 20 mm nella parte superiore e frontale, applicazione di uno spazzolino di tenuta nella parte inferiore della cavità del cassonetto e finalmente il taglio del davanzale passante al suo interno con riempimento anche con una schiuma poliuretanica di uno spessore di circa 24 mm. Adesso vediamo cosa è cambiato. Come si vede, tutte le temperature superficiali dei punti critici risultano di gran lunga superiori a quelle iniziali. Inoltre, in nessun punto si sono riscontrati valori di temperatura superficiale inferiori ai 12,6, cioè tali da poter causare muffe condense. Fondamentale è stata però la riqualificazione del cassonetto e in particolare, grazie allo spazzolino, trasformo la cavità interna da ventilata a debolmente ventilata. In sintesi, solo con questi interventi possiamo realmente riqualificare il foro finestra.
Ho aggiunto però un altro dettaglio non contemplato, che anche questo purtroppo rientra molto nella casistica. Spesso succede che i serramenti vengono sostituiti applicando il nuovo sul vecchio. Vediamo questo esempio, un cantiere dove sono stati sostituiti i serramenti, edificio inizio anni 60, con telaio in legno di forse 50 mm, forse neanche, e vetro normale, soglia passante. Gli errori che normalmente non vanno fatti, bisognerebbe sempre rimuovere il vecchio serramento e non posare mai il nuovo sul vecchio. Le conseguenze negative sono intanto la riduzione della superficie luminosa, perché se vado ad applicare un nuovo telaio sul vecchio vado sicuramente a penalizzare la superficie. Abbiamo un fissaggio meccanico non ottimale sul vecchio telaio, rischio di scarsa sterilità del nuovo serramento, rischio di infiltrazioni con deperimento e marcescenze del vecchio telaio. Sicuramente vi racconteranno che andranno a fissarsi sulla muratura e passeranno con la vite attraverso il legno vecchio. Resta sempre il fatto che abbiamo un pezzo di legno di 60 anni tra il vecchio serramento e il nuovo. E vi ricordo che dal 2 marzo 2017 è stata pubblicata la UNI 11673 che definisce gli standard per la progettazione della posa in opera, le prestazioni del giunto non inferiori a quelle certificate per il serramento, quali devono essere le caratteristiche dei materiali di sigillatura e riempimento, come risolvere le situazioni di criticità nel caso di sola sostituzione dei serramenti esistenti. Ma quello che vi consiglio è di inserire sempre nei vostri capitolati che l'unità immobiliare è prevista di test tenuti all'aria, Blauer test secondo la UNI ISO 9972, secondo il valore limite di quello che volete ottenere. Normalmente è di 3 se in caso di ristrutturazione, 1,5 per un edificio nuovo in classe A e 0,6 in standard passivo. Vi garantisco che questo è utile per mettere in condizioni il serramentista di lavorare bene. Vi racconto un aneddoto, mi è capitato, io non mi occupo di case di legno, di costruzioni in legno, però mi è capitato che un nostro collega anni fa mi ha chiamato chiedendomi dei consigli sulle costruzioni in legno, dovendo realizzare per conto dei committenti edifici in legno dove, come spesso succede, la scelta dell'azienda, della ditta viene fatta spesso dal committente perché gira, va nelle fiere, ormai anche nelle fiere di paese c'è quello che vende le case di legno, e mi ha chiesto dei consigli. Ovviamente gli ho detto che non ho competenze sugli edifici in legno, però gli ho detto, senti, però uno te lo do, inserisci nel capitolato che l'edificio è soggetto a test tenuti all'aria. Mi ha chiamato dopo un po' di tempo dicendomi che il consiglio è stato veramente utile perché le aziende innanzitutto hanno rifatti preventivi e poi vabbè, si sono anche arrabbiati perché avrebbero dovuto dirgli prima. Questo significa sicuramente che non avevano intenzione di lavorare bene, per cui il test in tutta all'aria ritengo che sia veramente fondamentale. Qui vediamo come le fasi di cantiere, il telaio vecchio è stato completamente rimosso, è stata tagliata la soglia passante, ci sono comunque gli attrezzi utili specifici ormai per questo tipo di intervento. Non si va in una casa abitata con un flessibile normale dove si produce polvere e poi si litiga col proprietario. Taglio della soglia e poi è stato applicato anche in questo caso un nastro termoespandente tipo BG1 all'esterno che è permeabile al vapore ed è impermeabile all'aria e all'acqua, mentre all'interno, come nei casi precedenti, abbiamo visto il classico nastro freno vapore intonacabile. Io avrei finito, ho lasciato una parte, come mi aveva accennato prima Lara, su un'altra tipologia di materiale, ne abbiamo forse già parlato, il pannello inizzato ai silicati di calcio, è un materiale colore. Un accenno è sempre interessante perché appunto c'era una domanda sui materiali, insomma, se si possono raggiungere le stesse identiche, gli stessi identici obiettivi che hai fatto vedere anche con materiali di origine naturale. Certo.
ne è una dimostrazione, insomma, quindi si vuole fare a cena volentieri. Sì, sì, infatti l'ho inserito perché è interessante e poi è una tipologia costruttiva completamente diversa da quella che abbiamo visto. È Mm. un materiale ecologico, un minerale, buon isolante acustico, altamente traspirante, resistente al fuoco ed è rigido. A tanti non piace avere l'effetto cappotto morbido che si schiaccia, in questo caso il materiale è rigido. Può essere utilizzato per isolamento interno, isolamento di solai di garage per punti termici, risolvere punti termici e anche come cappotto esterno. È interessante anche perché forniscono questi materiali conici che possono essere utilizzati per il ponte termico solaio-parete. Se uno vuole una sagoma geometrica diversa, questo poi dipende dai gusti, hanno anche questo tipo di pannello. Sono pannelli da 60 cm per 39, gli spessori variano dai 6 ai 30 cm. Come ho detto prima, il vantaggio di questo materiale, oltre che essere rigido, una buona capacità termica, un effetto inibente contro funghi e microrganismi, è altamente traspirante, ha aperto la diffusione del vapore e quindi non è necessario posare la barriera del vapore. Per cui se uno vuole fare un'applicazione un po' più semplice, non ha la manualità a disposizione perché non ci sono gli operai che non hanno mai applicato questi teli, questi nastri, c'è la possibilità appunto di utilizzare questo prodotto che è un po' più interessante. Per quanto riguarda l'applicazione è importante che le pareti siano messe a piombo in maniera corretta, nel caso ci siano delle irregolarità c'è la sua malta per compensare questi errori, il materiale si taglia con facilità con un segaccio. Non dico che sia un sistema secco, però alla fine non è molto invasivo, alla fine un secchione, un miscelatore e il suo prodotto si miscela sul posto, si stende a letto pieno il collante su tutta la superficie del pannello e poi per quanto riguarda la finitura è simile a quella del cappotto. Applico il primo strato, applico la rete annegandola fresco su fresco e poi applico la seconda mano. Non servono i tasselli tranne nelle pareti dove sono previsti rivestimenti in ceramica, tipo bagni e cucine, altrimenti non serve tassellarlo. E per quanto riguarda la finitura, si può fare qualsiasi tipo di finitura a base calce, gesso, finitura minerale e qualsiasi tipo di rivestimento. È un materiale che comunque negli edifici vecchi, storici, i muri in pietra viene comunque utilizzato. Io avrei finito e sono a disposizione per qualsiasi domanda e chiarimento. Sì, allora, oltre naturalmente a girarle tutta una serie di complimenti che sono arrivati durante il corso della sua presentazione, probabilmente perché ha trasmesso anche la passione per il suo lavoro, ci sono ancora un paio di domande che vorrei farle ai geometra. La prima è più di carattere impiantistico, nel senso che un partecipante non ha avuto un'esperienza particolarmente positiva con la UMC puntuale. Lei cosa ne pensa di questo sistema? Ha avuto modo di utilizzarla in qualche cantiere oppure vi siete affidati più naturalmente a un impianto insomma, più complesso, centralizzato? Ma puntuale sì, l'ho usata solo in un intervento, però boh, ha funzionato, non abbiamo avuto, non abbiamo avuto problemi particolari. Mhm. Anche in questo caso non sempre, se ristrutturo un appartamento, vado a isolarlo e la gente non è abituata per le finestre e comunque non si vuole spendere i soldi per fare una VMC centralizzata, può essere comodo installare qualche apparecchio almeno in camera da letto e in cucina. Mhm. Non so che problemi ha avuto il collega lì, non so, Ha però specificato, se eventualmente è ancora collegato, ha ancora la possibilità eventualmente di spiegare qual è stato il problema ed eventualmente possiamo appunto parlarne. Altra domanda che io faccio sempre, questa gliela faccio io, faccio sempre ormai chi segue questa serie
di web conference sa che tendo a fare questa domanda verso in chiusura, diciamo, ovvero l'importanza della direzione lavori, dell'essere in cantiere. Se lei dovesse, non lo so, quantificare, fare una percentuale di quanto questa presenza, questa direzione lavori conta nel risultato finale, cosa direbbe in merito? E allora, prima conta la condivisione con tutti gli attori che partecipano non solo al processo costruttivo, ma soprattutto a quello progettuale. E non è sempre facile, perché comunque bisogna confrontarsi con l'architetto, con lo strutturista. È importante appunto avere questo dialogo sempre con loro e anche con gli impiantisti per evitare problemi. Questo vale sia negli edifici nuovi che in quelli da risanare. Per cui la prima regola è condividere appunto tutte le idee, il progetto fin dall'inizio con tutti questi attori, perché altrimenti si rischia poi di affrontare i problemi in cantiere e questo non va bene perché va a discapito della qualità costruttiva e anche dei costi e anche dell'economia del cantiere. Una volta definito questo, la direzione lavori è sicuramente importante, però non dico che vada in secondo ordine, però se alla fine abbiamo messo tutti i puntini sugli i, abbiamo definito tutto, la collaborazione aiuta tantissimo. Allora, io invece le faccio adesso poi la domanda successiva, perché appunto lei parlava di collaborazione e mi rifaccio un po' alla sua esperienza, visto che anche un partecipante l'ha chiesto. Cioè lei ha detto io non sono un progettista, perché fa capo appunto ad un'impresa di costruzioni. Il percorso formativo che lei ha fatto in quanto impresa, quale valore aggiunto ha dato all'impresa stessa? Allora, per quanto, allora, non sono progettista nel senso che non ho mai, normalmente progettazioni architettoniche non ne faccio mai. Purtroppo, dato che ho iniziato a lavorare negli anni 80, begli anni per chi li ha vissuti, però purtroppo in quegli anni non ho mai avuto il supporto da parte dei progettisti. Cioè, mi spiego meglio, io ero il tecnico dell'impresa, si lavorava, era un'impresa piccola ai tempi in cui lavoravo, e quindi come in tutte le imprese piccole gran parte del lavoro viene fatto conto terzi. Sì, abbiamo fatto qualche operazione in conto proprio, però l'80-90% delle operazioni in conto terzi e quindi dovevo sempre confrontarmi con la figura primaria del progettista, che poteva essere geometra, ingegnere, architetto, non cambia niente, e all'epoca tutto si fermava al progetto di massima, lo schema che presentavano in comune e poi non c'era più niente. E quindi sono arrivato con gli anni anche un po' a raffinare alcuni dettagli costruttivi per una questione che nessuno, nessuno forniva gli esecutivi particolari costruttivi e quindi per ottimizzare i costi in cantiere, perché comunque nell'economia del costo è importante aver definito tutto, spesso capitava che dovevamo lavorarci noi sui dettagli. Ripeto, sto parlando dagli anni 80 e 90. Con le nuove generazioni mi trovo assolutamente meglio, perché anche architetti più giovani o progettisti più giovani comunque, anche se per caso alcuni dettagli non li hanno raffinati in maniera corretta, c'è comunque collaborazione reciproca. Per cui mi sono abituato con gli anni comunque a disegnare in particolare il dettaglio, è per quello che mi sono un po' appassionato al lavoro e avvicinandomi anche al mondo di Casa Clima è stato più che altro una scelta dovuta al fatto che ho sempre condiviso determinate soluzioni nel corso degli anni e non avevo mai nessun confronto positivo con gli altri. Alla fine è come se avessi trovato una persona che parlava la mia stessa lingua e quello è stato sicuramente di grosso aiuto, però quello che aiuta di più è comunque mettere in pratica le cose, perché alla fine uno ti può dare tutta la formazione, tutta la teoria che vuoi, però se poi non la applichi in cantiere è un po' come un calciatore che si allena tutta la settimana e poi la domenica non gioca mai. E quindi lavorando in un'impresa ho avuto comunque la fortuna di mettere in pratica la formazione che ho acquisito. E questa è un'ottima cosa. Ritorniamo sulla VMC puntuale, visto che il partecipante ha specificato un po'. I problemi che lui ha riscontrato erano legati all'isolamento, alla scelta della posizione dove mettere la macchina
della ventilazione puntuale, la necessità di andare a pulire in modo abbastanza frequente i filtrini, eccetera. Per cui da questo punto di vista la sua esperienza è stata insomma negativa. Se vuole aggiungere ancora eventualmente qualcosa per incoraggiare un ulteriore utilizzo in un futuro, perché ci sono delle situazioni dove effettivamente magari la VMC centralizzata non può essere per mancanza di spazi, per mancanza di altezze, eccetera, anche se le soluzioni sono molteplici, perché ho visto soluzioni di VMC e di tubazioni fatte passare agli intradossi delle volte, ad esempio di palazzi storici, insomma, per cui una soluzione forse si trova, ma in determinati casi non è possibile, quindi capisco insomma che ci possono essere delle problematiche. Vabbè, le motivazioni che ha dato sono più che giustificate, perché se comunque ho difficoltà anche a intervenire nella manutenzione, ci mancherebbe altro, è una pecca sicuramente. Mm. Per quanto riguarda la scelta, la posizione, eccetera, non sono un installatore, non sono un impiantista, per cui non vorrei dare un consiglio sbagliato. Non so Certo. cosa dire, però sul mercato, come in tutte le cose, ci sono un sacco di prodotti, un sacco di marche e probabilmente ci sarà quella sicuramente migliore dell'altra. Allora, Ebbene, un prego, prego. termotecnico. No, magari confrontandosi con un termotecnico di chi, soprattutto chi l'ha già utilizzata. Ecco, allora questo è fondamentale, può essere anche naturalmente un consiglio per il partecipante che ha posto la domanda. Geometra, alcune domande lei, ad alcune domande lei ha già risposto parlando e presentando alcuni casi studio, per cui non gliele porgo. Siamo arrivati un po' alla fine di questa web conference. Io le rinnovo, anche a costo di essere ripetitiva, sia i complimenti quanto anche le considerazioni che ha fatto nell'ultima domanda che le ho posto io personalmente. Questo può essere sicuramente anche un motivo di soddisfazione per lei, insomma, la sua passione, il suo ben lavorare, buon lavorare è stato trasmesso anche a chi effettivamente ha partecipato a questa conference online. Per cui io, a nome naturalmente di Enrico Eventi, ma anche naturalmente di tutti i partecipanti, la ringrazio per aver condiviso proprio la sua esperienza con noi. Voglio solo ricordare invece ai partecipanti che tra qualche giorno potranno andare a rivedere proprio questa conference nel caso in cui vogliano risentire un passaggio magari che non è stato particolarmente chiaro perché magari distratti da qualcosa sul nostro canale YouTube Edicom News. E avverto naturalmente, ricordo sempre che potete andare a vedere tutte le web conference che noi stiamo organizzando in questo periodo sul sito di Edicom Eventi. Per cui Geometra, io la ringrazio naturalmente anche per il tempo che ci ha dedicato e Grazie. do appuntamento alla prossima settimana, sempre il martedì. Da Varese ci spostiamo a Padova, andremo a vedere la riqualificazione di un edificio in laterizio. E con noi sarà l'architetto Carturan che ci accompagnerà appunto in questo nostro tour tra le province italiane. Per cui, Geometra, io la ringrazio ancora, ringrazio tutti quelli che hanno partecipato, tutti i partecipanti e vi do appunto appuntamento alla prossima settimana e vi auguro una buona serata. Anche a lei naturalmente, Geometra. Aspetti che vedo solo una cosa, sì. Ribadisco tutte le serie naturalmente di complimenti, perché mentre stavo parlando ho visto che stavano arrivando dei messaggi per cui si uniscono naturalmente ai complimenti. Rispondo a un'ultima domanda, basta andare su YouTube e cercare Edicom News. Si apre la pagina, naturalmente troverete tutti i webinar che abbiamo fatto naturalmente fino a oggi e se vi ricordate la slide iniziale, quella appunto azzurra e rossa che richiamava riqualificazione energetica a Varese, da lì naturalmente potete risalire, visto che ci hanno chiesto appunto cosa fare. Di nuovo
Buona serata a tutti e grazie di nuovo anche a lei, geometra. A presto, ci sentiamo. Grazie a Grazie, tutti e alla prossima settimana. grazie e buona serata a tutti, grazie.